vengono resi gli onori al comandante delle forze operative terrestri, generale di corpo d'armata Lorenzo D'Addario, che accompagnato dal consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri e decano degli Alpini, generale di corpo d'armata Franco Federici, e dal comandante delle truppe alpine, generale di divisione Alberto Vezzoli, passa in rassegna lo schieramento. Onori al comandante delle forze operative terrestri.
bandiera di guerra del secondo reggimento alpini, fanfara della brigata alpina terminense, schieramento pronti per la rassegna. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buona giornata e complimenti ai veci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buona giornata e bocca al lupo. A dopo, veci! Salutiamo con un applauso questa gloriosa bandiera di guerra del secondo reggimento alpini. Se qualcuno è tornato a casa a Nikolaevka con la tridentina è perché la divisione cuneense si è sacrificata, si è immolata. E applaudiamo questi nostri giovani che hanno ancora la voglia e il coraggio di servire la patria in armi. La Costituzione sì, dice che l'Italia ripugna la guerra. La Costituzione però aggiunge anche che è sacro dovere del cittadino difendere la patria in armi. Grazie ragazzi per questo vostro splendido servizio. E li vediamo impettiti, donne e uomini nelle loro uniformi. Abbiamo visto i rocciatori, vedremo le varie specialità, abbiamo visto prima, ecco, gli sciatori, come non ricordare il glorioso battaglione Cervino in Russia. E applaudiamo con tanto rispetto i sottufficiali, gli ufficiali, tutti i nostri comandanti. E davvero con grande rispetto applaudiamo il glorioso gonfalone della città di Genova, decorato di medaglia d'oro al valor militare per la resistenza. Veramente Genova è superba, superba in questo moto di Signora dei Mari. Salutiamo il gonfalone della città metropolitana, salutiamo la regione, il gonfalone della regione che ci ha voluto così bene, e poi tutti gli altri gonfaloni che sono qui oggi a rendere omaggio a questa città. Li applaudiamo amici, li applaudiamo. Vedo che sono molti decorati di medaglia d'oro al valor militare. E questa, cari amici, la città del Vanilla, il quale, ribellandosi all'assedio degli asburgici, ebbe quel moto di prendere una pietra e lanciarla dicendo che l'Inse, ossia noi cominciamo, e allora oggi diciamo che è iniziata così la sfilata
della 97esima adunata degli Alpini. Eleviamo con grande rispetto il nostro onore a questo labaro, che è il labaro dell'Istituto Nazionale delle medaglie d'oro, delle medaglie al valore militare, così tutti gli altri labari carichi di onore, carichi di grande rispetto della Croce Rossa Militare Italiana. Ed ecco i labari delle varie associazioni d'arma, salutiamolo tutti con grande, grandissimo rispetto. I fanti, l'aeronautica, la marina. Vedete, Genova è città di mare e di montagna. La bandiera dell'Associazione Nazionale dei Finanzieri d'Italia, i granatieri, non riesco a leggerli tutti, ma applaudiamoli tutti! Fanfara e reparti della nostra Taurinense, bandiera di guerra del secondo reggimento Alpini. I reparti di sfilamento del secondo reggimento, 3 diversi reparti, la linea di servizio, la linea di combattimento, ragazzi del secondo reggimento Alpini sono quelli che sono presenti in questo momento veramente esercito, che sono il giorno lo pieno di noi alpini in congedo, uniti a loro dagli sforzi, dall'addestramento, dalla fatica, dalla capacità di credere in quello che fanno.
Eccoli, anche in tenuta da montagna, ed eccoli a percorrere quelle strade che anche noi anni fa, come loro, abbiamo percorso, e loro oggi rappresentano nel mondo l'immagine del nostro paese. Eccoli anche sottufficiali e ufficiali in armi che seguono i reparti in armi, e salutiamo qui i nostri ufficiali. Noi con particolare affetto guardiamo i nostri superiori e successori al servizio dell'esercito, ed eccolo subito dopo i reparti del secondo reggimento il gonfalone della città di Genova, il gonfalone medaglia d'oro al valor militare, una grande storia di onore militare, e dietro il gonfalone della città metropolitana è quello della regione, la nostra regione Liguria. A seguire i gonfaloni delle città ospiti che sono venuti, hanno seguito la sfilata. Riconosciamo il gonfalone di Torino, quello di Savona, riconosciamo i gonfaloni di tutte le comunità che vogliono partecipare insieme a questa donata, mantenendo questo contatto forte tra la cittadinanza e le truppe alpine. Qui ci sono ovviamente tutti i gonfaloni della regione e delle provincia, vediamo quelli del Marini, come quello della città di Recco, come quello della città del comune di Rossiglione, di Morzanasca, di Moneglia, di Chiavari, e con loro i sindaci, i nostri sindaci del territorio, che oggi sono qui insieme ai loro gonfaloni, insieme agli alpini. Vediamo anche dei sindaci col cappello alpino, ma noi, lo diciamo da tanti anni, fa più piacere vedere anche quelli senza, perché se sono qui vuol dire che hanno voglia di esserci, e per noi sono anche più importanti di quelli che già fanno parte della nostra famiglia. Noi, dietro i gonfaloni, apre la rappresentanza delle azioni d'arma. Eccoli dietro ai rappresentanti dei forestali, vediamo i rappresentanti dell'associazione del Nastro Azzurro, la presidenza nazionale dell'Istituto del Nastro Azzurro, combattenti decorati al valore, medaglie d'oro, medaglie d'argento e anche medaglie di bronzo. E dietro il vessillo dell'UNIR, dell'Unione Italiana dei Reduci di Russia, la fanfara della Croce Rossa, la fanfara della Croce Rossa. Abbiamo la tradizione ormai da anni di avere con noi a sfilare insieme alla fanfara della Croce Rossa e alla rappresentanza della Croce Rossa, una rappresentanza delle Croce Rossine. Nostre consorelle Croce Rossine, e dietro le associazioni d'arma e le compagnie di rappresentanza della Soarma, l'associazione che la riunisce, le associazioni d'arma che procede lo striscione della città metropolitana di Genova, Soarma, che è una delle componenti. Salutiamo ovviamente i nostri amici bersaglieri che portano la stazione della Soarma.
che ha dietro l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra, vittime civili di guerra che rappresentano oggi come allora la più grande delle fratture. E poi abbiamo l'Associazione dell'Arma Aeronautica, i nostri fratelli del cielo, e poi ovviamente a Genova non possono mancare anche i nostri fratelli di Marina, i carabinieri in congedo, con i quali condividiamo tanto, la Guardia di Finanza, l'Associazione dei Granatieri di Sardegna. Grazie per la vostra presenza ogni anno. È vero che qualche goccia di pioggia sta cominciando a disturbare, ma come gli alpini nessuno di voi è solubile in acqua. Eccoli, l'Associazione Italiana Bersaglieri che sono qui con noi. E poi dietro la sezione provinciale di Genova, anche dopo la corsa dei bersaglieri, salutiamo i nostri fratelli paracadutisti che sono qui con la rappresentanza genovese. Gli artiglieri, signori, anche i nostri amici della polizia, i rappresentanti della Polizia di Stato, i rappresentanti delle guardie penitenziarie, delle Fiamme Azzurre. Un applauso particolare alla presenza delle donne nella difesa italiana. 25 anni fa, quando qui ci fu la scorsa adunata, iniziò la presenza delle donne delle nostre forze armate. Eccole, la rappresentanza delle donne di tutte le nostre forze armate. Un applauso particolare alla rappresentanza di tutte, anche quelle che avete visto sfilare prima, originali dell'una e dell'altra guerra. Le vediamo qui, i nostri rievocatori storici che precedono ancora, nel segno della presenza delle donne alla nostra adunata. L'immagine per noi commovente, ogni volta ci fa stringere, delle portatrici carniche, la rappresentanza delle portatrici carniche. Queste donne al tempo della Prima Guerra Mondiale hanno scritto pagine eccezionali della storia della nostra nazione, in una fase, in un momento in cui, e nelle portatrici carniche abbiamo anche le donne del Cadore, che così come le loro pari grado sul fronte furlano, anche sul fronte veneto andavano a sostenere i combattenti in situazioni difficili, talvolta eroiche, scrivendo pagine di vera storia. Questo è il futuro, questo è il futuro, sono i ragazzi dei campi scuola, quelli che abbiamo fortemente voluto e fortemente cresciuto. Eccoli, questi sono i nostri ragazzi, i ragazzi che hanno scelto da volontari di frequentare i campi scuola per imparare, per crescere, per capire, e che partecipano a queste adunate con trasporto e volontà anche maggiore di tanti degli alpini più anziani. Grazie ai ragazzi, grazie agli istruttori, grazie a tutti quelli che rendono possibile ogni anno questo meraviglioso fenomeno dei campi scuola. Per chiudere, proprio noi abbiamo la Federazione Italiana degli Sport Invernali Paralimpici. Noi siamo all'avanguardia da sempre, soprattutto negli sport invernali, ma non solo, ma questa è una rappresentanza che ha un valore enorme, perché rappresenta l'eccellenza dello sport paralimpico.
le medaglie vinte dagli atleti paralimpici dell'Associazione Alpini, la 97esima Donata Nazionale degli Alpini, riuniti nella storica città di Genova, rinnoverà l'indissolubile legame che unisce le penne nere, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio che anima tutte le unità in servizio, componenti d'eccellenza dell'esercito impegnate nelle missioni internazionali per garantire stabilità e nelle aree di crisi. Gli alpini in congedo riuniti nell'associazione profondono in numerose attività di volontariato e protezione civile i valori di solidarietà che li caratterizzano. Al sodalizio e a tutti gli alpini giunga l'apprezzamento della Repubblica con impegno profuso, risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità. In questo giorno di festa i alpini sono andati avanti e il lavoro dell'associazione, testimone del valore di quanti sono caduti nell'adempimento del dovere, sacrificando la vita per gli ideali di amor di patria, li rappresenta tutti. A tutti i convenuti nella testimonianza di onore e del senso del dovere auguro buona donata Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e salutiamo gli amici del Premio Fedeltà alla Montagna che rappresenta uno dei legami a cui faceva riferimento anche il Presidente nel suo messaggio di vicinanza al mondo della montagna e degli alpini. Alpini che vuol dire anche sport, vuol dire sport della montagna, vuol dire attività fisica. Ma consentitemi, quando anni fa, negli anni 90, i nostri primi amici e fratelli partirono per il Libano, prima in Mozambico nel 93, l'operazione Albatros, la prima operazione che ha visto i nostri. Questi ricordano ancora oggi, a distanza di anni, quello che è stato il primo momento importante in cui i soldati italiani hanno dimostrato con una missione all'estero le loro capacità di intervento. Questa operazione fu la prima di una serie di operazioni che dagli anni 90 è arrivata fino ad oggi. Adesso chiedo a tutti un momento di grande rispetto e di saluto, perché quello che transita davanti a voi è il cappello di un nostro grande comandante, il cappello del generale Claudio Graziano, accompagnato dai suoi alpini. Ciao Claudio, sei sempre con noi. Siamo ricordanti per quello che sei stato con tutti noi. La sua compagnia controcarri segue il cappello del comandante che ha rappresentato per tutti noi che abbiamo servito un esempio insostituibile. Ciao Claudio! Dopo il ricordo del nostro grande comandante, ecco che si snodano le altre operazioni precedenti e successive. Forse questa, quella del 91, è stata in assoluto la prima delle missioni all'estero, quando ancora il Darfur era là da venire. È stata una missione di cui forse si è parlato troppo poco in passato, ma è stata una missione fondamentale per la qualificazione delle armi e delle forze alpine. Da qui comincia la forza degli alpini di oggi, la colonna mobile della protezione civile che riguarda l'ospedale da campo e tutta la struttura incredibilmente autosufficiente, incredibilmente operativa, che qui vedete sfilare con una piccola rappresentanza. Ma questa piccola rappresentanza ha una sufficiente ampiezza da poterci consentire di ricordare a chi avesse la memoria corta quello che l'ospedale da campo dell'Associazione Nazionale Alpini ha fatto negli anni, intervenendo per conto dello Stato italiano in calamità nazionale in tutto il mondo.
ricordo Haiti, ricordo l'Armenia, ricordo gli interventi che hanno portato a volte addirittura a lasciare le strutture del nostro ospedale da campo nei luoghi dove sono stati fatti gli interventi, e sempre l'ospedale da campo è stato ricostruito, è rinato. La colonna mobile ancora oggi, nella sua postazione ideale vicino all'aeroporto di Bergamo, ha una velocità di intervento sulle calamità naturali e nel panorama degli interventi delle forze volontarie. Oggi la nostra unità si può dotare anche di mezzi di avanguardia, donati di volta in volta con le operazioni di volontariato alla struttura mobile. Questa struttura mobile ha una storia meravigliosa, ha avuto dei comandanti straordinari, ha avuto dei servitori straordinari. I nostri volontari della colonna mobile, di tutto il volontariato della protezione civile che si dà da fare e che interviene, rappresenta ormai più che un biglietto da visita per la stazione Alpini. Noi siamo questo, noi siamo gente che non deve aver bisogno di essere comandata per andare a intervenire, gli basta essere tantissimo per noi. Oggi qui a Genova, in Piazza della Vittoria, attraversando la strada verso via Corso Torino e via Casaregis, dove tanti anni fa il fango riempiva, visti da lontano i nostri amici spagnoli, della Brigata Alpina Tridentina. Della Brigata Tridentina apre lo sfinamento del secondo settore, che è meravigliosamente aperto dalla sezione di Zara, Pola e Fiume, le sezioni profiche le nostre sezioni del cuore, quelle sono all'interno della nostra associazione. Questi sono gli alpini esuli di Zara, di Polo e di Fiume, una di quelle ferite mai definitivamente guarite. E adesso gli amici delle sezioni estere, che sono aperti dalla più lontana, la sezione nel 1985, erano tutti alpini che si erano trasferiti e che tanto ha dato e darà in termini di amore e di affetto per tutti. La sezione argentina rappresenta un'entità fondamentale nel panorama internazionale e dal nostro punto di vista è una tra le più amate. Grazie Argentina! Se gli argentini per arrivare a Genova hanno ripercorso una strada fatta tanti anni fa, anche i nostri fratelli che vengono dall'Australia hanno fatto lo stesso. Vediamo qui la sezione di Nando, la sezione di Velagio, la sezione di Terra, questa gente che ha fatto 40 ore di volo per arrivare qua, arrivare da lontano.
per il gusto di venire, per il piacere di tornare a casa, per far vedere che ci sono e sono più italiani di tutti noi, proprio loro, anche questi, anche gli amici brasiliani che vengono da così lontano, come gli amici argentini, anche i brasiliani sono una sezione fondamentale sul territorio. Chiunque abbia viaggiato ha trovato gli alpini ovunque, anche in Brasile e soprattutto in certe zone del Brasile dove l'emigrazione ha fatto sì che ci fossero, arrivando davanti alle tribune gli amici, come dicono giustamente loro, ma anche una delle sezioni sempre molto presenti alla nostra donata, sempre. Da anni la sezione della Bretagna numericamente ha dato segno di grandi e importanti presenze. Salutiamo la sezione della Bretagna, salutiamo con lei, anche se non c'è più, il colonnello Drui, che ha aspirato. In qualche modo è tra le più giovani e che è una sezione che ha avuto molto spirito di iniziativa dal momento in cui si è costituita al momento in cui oggi torna a sfilare. Le montagne non dividono, meno che mai oggi. E dopo le sezioni estere torniamo a farci una macchia lunga, una macchia gialla, che viene a mirare la protezione civile del secondo raggruppamento, del quarto raggruppamento, scusate amici, so che non vi offendete, ma voi rappresentate la protezione civile delle nostre sezioni più belle, le nostre sezioni più lontane, le nostre sezioni che amiamo di più. Dalle adunate fatte a Catania in poi, fino a quando siamo passati dall'Abruzzo e a quando siamo riusciti a passare dalla Puglia, con le adunate di Bari, noi amiamo gli alpini della parte più lontana del nostro paese. Questi sono gli uomini della protezione civile di quel raggruppamento, del raggruppamento che comprende tutti i territori delle isole, del sud e del centro Italia, fino ad arrivare ai confini del terzo e del secondo raggruppamento. Quindi tutta l'Italia è ricompresa nel quarto raggruppamento e questi sono gli alpini della loro protezione civile. Anche qui vedete ci sono le unità cinofile, ci sono le unità di pronto intervento, ci sono le unità di intervento in montagna, perché soprattutto in Abruzzo ce n'è bisogno, e ci sono i colori del giallo vivo che ricordano e danno sicurezza a chi frequenta i territori presidiati dalla nostra protezione civile. Ripeto, lo so, sembrerà strano insistere, ma tutti noi collochiamo la nascita del movimento della protezione civile al terremoto del Friuli del 72. Noi che eravamo a Genova nel 1970 ci ricordiamo di aver visto gli alpini nel 70 scavare nel fango. Era ancora lontano all'epoca del terremoto e già nel 70 alpini in armi, alpini in congedo vennero a Genova e aiutarono i genovesi a ripulire la città. E erano gli albori della protezione civile, eravamo 90 anni. Ma voi vi rendete conto che cosa vuole dire la tradizione alpina? Cioè questi uomini rappresentano lo stesso spirito che in questi giorni avete visto a Genova, che vedete a Bergamo, che vedete a Bolzano, lo rappresentano anche a Latina, come lo rappresentano in Molise. Non c'è soluzione di continuità in Italia, le sezioni sono ovunque e ognuna ha la sua peculiarità. La sezione molisana è una sezione di montagna, è una sezione caratterizzata da una presenza sul territorio significativa,
è una sezione giovane che aumenta di tempo in tempo, accogliendo tra le sue fila anche i congedati del servizio non più di leva. Caserma con i suoi figli, i figli di Maria, oggi la ricordiamo, è la domenica in cui si ricordano le madri, in cui si festeggiano le mamme, e ricordiamo quei sacrifici, ricordiamo quelle donne con gli scarpetti, salire, portare, continuare, e poi per un colpo morire, donne straordinarie, che questo striscione ci ricorda, ci precedono le portatrici carniche, ma ci precedono e ci ricordano le fatiche di oggi delle nostre donne, delle nostre mogli, delle nostre compagne, ci ricordano il dovere di correttezza, ci ricordano il dovere di avere un'etica nell'amore, un'etica nei riguardi della famiglia, di avere un'etica nell'approccio e nella vicinanza, no alla paglia, e loro lo sono, e loro sono faro per l'Italia. Saldo immenso, il bambino in spalla, tornerò a Gemona di nuovo dal Duomo, pronto a salvarlo sulle acque, tornerò per i pochi, il piccolo reso dei sopravvissuti, a dividere la scodella di Rossa del 6 maggio che cambiò la storia del Friuli, come scrive padre Maria Tuoroldo in questa straordinaria e commovente composizione. Tornerò, e gli alpini stanno tornando, sono grazie alla visita del signor Presidente della Repubblica, che ha voluto proprio martedì scorso, in occasione delle solenni commemorazioni del 50° anniversario, unirsi agli uomini e alle donne delle truppe alpine nella caserma Gol Pantanali per ricordare proprio quei 29 giovani ragazzi che perirono sotto le macerie, e insieme con loro quei 990 friulani morti sotto le macerie dei paesi del terremoto. Ma là si celebra di giugno, della terza domenica di giugno, per vivere insieme a tutti noi uno straordinario Triveneto, raduno del terzo raggruppamento. E poi cosa dire di quelle valli del Natisone, chiare e lucenti, quelle valli splendide che accolgono i 38 gruppi della sezione, che accolgono gli stemmi e gli scudetti, che ricordano che cos'è la Giulia, forza e civiltà. Spunta l'alba del 16 giugno, comincia il fuoco d'artiglieria, e insieme con il vessillo della sezione di Cividale, uno dei nostri comandanti di reggimento del terzo reggimento artiglieria alpina. Spunta l'alba del 16 giugno, comincia il fuoco d'artiglieria, terza alpine sulla via, Montenegro a conquistare, Montenegro, Monte Rosso, traditore della Scalina, ho lasciato casa mia per venire a conquistare. Se le donne queste parole sono volontari a ferma annuale, quei ragazzi che dopo il 2005, nel momento in cui ci fu la sospensione dell'articolo 5 del Corpo Nazionale dei Pompieri, che tanta parte ha nella nostra protezione civile e tanta parte ha avuto nel sisma del 76 e in tutte le gravi calamità che nel corso degli anni hanno colpito l'Italia. Si mescolano le note della musica degli alpini, le note del nostro 33, e insieme Pezzi e Boccia, insieme ancora una volta
ambasciatori della nostra concretezza negli uomini delle nostre istituzioni. Donne e uomini delle nostre istituzioni, bagnati alla pari, le stesse gocce d'acqua hanno fatto scendere i meravigliosi ricci e gli splendide teste pelate dei nostri sindaci. Gente di servizio, gente pronta ogni giorno a rispondere ai propri cittadini e alle proprie comunità. Primo settore, perché la storia dopo le fiamme sta nei quasi 10.000 iscritti a questa sezione. Gli uomini con i calli sulle mani, calli di lavoro, di servizio, di amore e di spirito d'abnegazione. La bella espressione del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il vessillo. Cadore, il prossimo anno sarà il 30° del suo scioglimento. Cadore che parla le mille lingue dei nostri alpini, trevisani, vicentini, veronesi, emiliani, romagnoli, parla le mille lingue. Attraversa la linea dello schieramento con la presenza degli scudetti che ricordano i gloriosi reparti legati al territorio della città e del territorio di Feltre, il battaglione Feltre, il Val Cismon, il Monte Pavione, il War Camba, il gruppo artiglieria Agordo, presenze forti, indiscutibili, incontestabili, radicate nel territorio. E con il vessillo settionale, con le sue medaglie d'oro, il vicepresidente nazionale dell'Associazione Alpini, i consiglieri che rappresentano un territorio che va dal Popolo al Val de Noa, dal Pizzocco al Cornella, dal Comatico alle comunità viva, fatta di 40 gruppi radicati in un territorio segnato dalla guerra del 15-18. Dal profugato. Sono le balze e le propagini dell'Endimione dedicato al giovinetto eponimo, dio della caccia. Sono le immagini dei nostri prativi, delle nostre malghe, delle nostre montagne, delle nostre colline ricamate che sembrano i merletti di Burano, e lo sono perché la cultura della bellezza è radicata, lo è in ogni anfratto, in ogni colle, in ogni luogo, lo è perché questa è la terra di Valdobbiadene. Una terra fiera, legata ad un territorio coltivato e gestito con passione, valorizzato fino a farlo divenire patrimonio inestimabile per la nostra umanità, un territorio fatto di un'agricoltura caparbia, ma fatto anche di un legame forte tra le penne nere e questa comunità. Penne nere impegnate attraverso le molte attività che da sempre contraddistinguono la sezione. Primo tra tutti l'impegno per mantenere forti e vive le radici che protendono gli alpini della sezione di Valdobbiadene verso un futuro luminoso, un futuro che ci fa guardare con speranza, con impegno, con credibilità. Una sezione che con il campo scuola gestito con le sezioni di Vittorio Veneto, presso Cisone di Valmarino e Conegliano, si mette in campo il proprio impegno destinandolo ai giovani, ritrovandosi nelle attività proprie dei gruppi, ricordando il 60° Viva nel corso di quest'anno, una sezione con medici e soci che lavora all'attivo, un impegno concreto dedicato alle forze e alle proprie comunità.
guardare a Mesulana quel mondo incredibile, impastato di storia patria, di storia religiosa, impastato della nostra antichità. Non sa tu, questa terra, che sotto il Cansei, guarda la Vic Boschera, al gattion dei soccavi che lei stessa dell'anima, ma se la sovisse il Varega a Floris sopra i labri, e il sol de primavera. Non sai di questa terra ai piedi del Cansiglio? Guarda la vite silvestre, il groviglio dei suoi tralci, che è lo stesso groviglio dell'anima, ma se il suo vino selvatico fiorisce sulle sue labbra, sincero ti fa il volto come un'ombra lungo il ciglio e un sole di primavera. Vittorio Veneto, la città della vittoria! La sezione di Vittorio Veneto, nata nel 1931, forte di 19 gruppi e 2500 soci. Si fregia il vestito di 4 medaglie d'oro, tra queste la medaglia di Alessandro Candura, il paracadutista, il primo paracadutista alpino della storia. Dalla Valle di Ceneda, a Serravalle, alle vette dei Monti, fino al Cansiglio, per passare attraverso il San Borgo, la strada dei 100 giorni, la Roma Santa Augusta, con i suoi 100 gradini e il Cavallo, lo spirito di chi sa vivere una comunità e un territorio. Venere che si riconoscono nell'impegno messo in campo a partire dai cantieri del Friuli, con le figure del dottor Salvadoretti, con l'impegno di Pinzano, il cantiere della ricostruzione, un impegno che si basa su 11 comuni sostenute dell'azione del territorio, nel territorio delle penne nere della sezione di Vittorio Veneto. Sezioni come quella di Vittorio Veneto portano avanti un impegno concreto per il mantenimento della memoria, ad esempio con l'iniziativa del Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino, laddove ogni pianta, ogni albero con le sue steli ricorda con 2400 steli bronze chi è andato avanti, chi non c'è più, perché questa presenza non venga mai scordata e sia sempre presente a fianco delle nostre azioni quotidiane nel grande mondo degli alpini. Un territorio fiero, un territorio orgoglioso, un territorio eroico che si lega anche al ricordo dei cavalieri di Vittorio Veneto, che legano appunto la loro onorificenza a questo territorio. Un territorio che fa del dovere e dell'impegno una vera e propria religione da mettere in campo ogni giorno, impegnandosi con 18.000 ore donate alla comunità, 18.000 ore donate in attività solidali, in impegno a favore delle loro comunità, in impegno per le parrocchie, per i giovani, per gli anziani, per il mantenimento di una tradizione e di una storia onorata nelle piccole e grandi iniziative dei gruppi. Ogni gruppo alpino che compone la sezione è un gruppo che rappresenta il testimone ideale di valori, che ci spinge anche a ricordare il valore e la tradizione delle nostre truppe alpine, che si legano inevitabilmente e indissolubilmente ai reparti salmerie, alla tradizione che viene portata avanti con il sacrificio di chi ha imparato a condividere i sacrifici e le esperienze durante il servizio militare. E come si dice, e poi venne su, lenta, greve, bella, nella sua appartenenza faticosa e rude, con i suoi grandi soldati, con i suoi muli potenti, venne l'artiglieria da montagna.
e portarono il loro cannone là dove all'uomo comune pesa anche il pane in tasca. Nobis incedentibus rupes runt, signore e signori, s'affaccia la sezione di Conegliano. Sezione dedicata all'artiglieria da montagna, sezione che oggi con il gruppo Conegliano, questa storia, e il Vessillo sfila con il generale Francesco Suma, già comandante del terzo, con il colonnello Romeo Michele Tomassetti, già comandante del terzo, col colonnello Massimiliano Ferraresi, oggi comandante del terzo, con il colonnello Dapice, oggi comandante del gruppo Conegliano, e loro sono i nostri sindaci, loro sono i consiglieri di sezione, loro sono coloro ai quali dedichiamo parte della nostra storia e della nostra vita, perché li sentiamo vivi, ci appartengono da Boccia, da Pare a Fiol, da Beccio a Boccia, continua a passare quella corrente elettrica che caratterizza la vita dei nostri gruppi, la storia delle nostre fiamme, l'energia dei nostri capigruppo, capaci ancora, in virtù di quell'esperienza fatta a 18 anni, capaci ancora di essere autorevoli, non autoritari, capaci di essere autorevoli, uomini in grado di coordinare il servizio. Con la nostra storia, signore e signori, passa la sezione di Conegliano, culla del settimo, culla del sesto, culla del terzo reggimento artiglieria da montagna. Dal 1887 Conegliano parla alpina e parla ma che vivificava i nostri momenti e le nostre cerimonie. Grandi uomini, grandi ricordi, e quando c'è il ricordo, ragazzi, quando c'è la storia, quando non si dimentica, si vive, quando non si dimentica si ama, quando si muore e non si ama più, allora davvero si può essere finita, ma oggi noi via via gli 80 anni, i 70 anni, i 90 anni del gruppo, hanno festeggiato la storia della propria gente, delle nostre famiglie, della razza Piave, perché voi chi siete? All'unisono, razza Piave! All'unisono, razza Piave! Eccoli, questi sono gli alpini di Conegliano. È di rappresentare il garanto della propria terra e della propria gente. Signore, signori, autorità, davanti a voi, questa è la terra del Piave, del Grappa, del Montello, la sezione di Treviso. Vessillo scortato dal generale Antonello Vespasiani. Nostro è il nostro comandante Antonello, con la memoria di Enrico Reginato, con la memoria dei nostri eroi, con la memoria delle chiave, con la presenza dei nostri sindaci. Guardiamoli un attimo, chi col cappello e chi senza, ma tutti orgogliosamente con la fascia tricolore ben piantata, il verde al collo, perché non siamo in Ungheria, e il cuore che batte forte per le proprie comunità. In testa il presidente della provincia, a fianco i rappresentanti
di quei 100 e 100 comuni che vanno sotto il nome di Marca Trevigiana, la Marca orgogliosa, la Marca gioiosa e clamorosa di Monsignor della Casa, là dove nacque il Galateo 500 anni fa, là dove le fiamme dei suoi 80 gruppi onorano la storia dei nostri alpini e della nostra gente. E ci sono i cappelli, che teniamo come ricordo, teniamo stretti nel cuore con affetto, cappelli che rappresentano certamente il passato, ma che per simpatia, per umore, per allegria e per vicinanza agli ideali alpini continuiamo ad accompagnare e a portare con noi. È sfilato quello dell'indimenticabile Giancarlo Gentilini, ma insieme con il suo ne sfileranno altri. Sono i cappelli di prossimità del tuo amico col quale hai fatto la naia, sono i cappelli che vengono cantati dai nostri cori, sono sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera su bei monti a ricordare. Passano i cori, abbiamo visto il coro di Overzo, vediamo gli altri cori che seguono, hanno cantato in questi giorni nelle chiese, nelle piazze di Genova, hanno portato la simpatia, l'allegria e la storia dei vecchi alpini. Di qua, di là del Piave, com'è che si dice? Ci sta un'osteria, là c'è da bere e da mangiare ed un bel letto per riposare. E noi le conosciamo bene queste carte, perché dopo aver lavorato, dopo aver faticato, dopo aver donato migliaia di ore di lavoro e di fatica alla nostra gente, alla nostra terra, ci vuole un bel piatto, anche vuole la pasta asciutta alpina, quella con ragù forte, quella che a te ristora e a te piace e a te fa fare al bis. Certo, sono racconti prosaici rispetto alla grandezza delle medaglie d'oro della nostra terra, di fronte alla grandezza di Gigliotto, di fronte alla grandezza di Reginato, rientrato nel 54 dopo essersi fatto 12 anni di prigionia. Certo, di fronte a questi personaggi ci chiediamo: ma che cosa vuol dire, che senso ha essere medaglia d'oro? Che senso ha? Le nostre medaglie sono l'esempio, sono le persone alle quali ci riferiamo, sono grazie alla letteratura alpina e a tanti che scrivono, sono grazie a quel Giovanni Lugaresi che proprio qua nel 2001 ricevette primo il premio giornalista dell'anno, che conosciamo e sappiamo che la storia passa e si tramanda e ne viene voglia di muovere le mani, ma non per dargli a qualcuno, per fare, perché le mani degli alpini sono fatte per costruire. Siete d'accordo? Sono fatte per costruire, e qua davanti a voi avete la casa per i ragazzi meno forti e meno strutturati di Fontanelle. Avete le operazioni legate al reparto psichiatrico dell'ospedale di Oderzo, avete il lavoro svolto a Motta di Livenza, avete le tante ore passate a tirar su sassi nelle trincee del Lagazzuoi, avete quella forza, quel sorriso e quell'energia che serve per guardare con ottimismo all'Italia. E allora sì, alpini, il futuro d'ottimismo per la nostra gente e per la nostra Italia. E sfilano e vengono avanti e incidono, orgogliosi di essere la terra del Piave, la terra di Fagarè,
la terra del Sacrario del Montello, la terra dove l'espressione di quella atavica violenza ha trovato poi nel canto e in quelle parole che ci accompagnano e che ci dicono: ricordare i morti, aiutando i vivi, hanno trovato la forza per rigenerarsi e per essere, ancora essere, non per apparire ma essere insieme. In noi prima veniva il rispetto, la capacità di vedere la visione del futuro. Noi non abbiamo paura della divisa, e se le nostre camicie sono divisa, se la foggia del nostro cappello è divisa, ebbene sì, sappiate, sono le nostre divise dell'animo e non le spoglieremo mai, mai le toglieremo, perché gli alpini donano, e donano anche per l'Atmo, donano per l'Avis, donano per tutte le associazioni che con forza e con intelligenza sostengono e difendono il futuro. E allora Treviso si inventa il suo premio letterario Parole attorno al fuoco, arrivato alla 32esima edizione. La montagna, le sue genti, dalla storia all'attualità. 32 edizioni di un premio letterario. È tanta roba. Vuol dire che a Treviso, città pacciosa e pacciona, la cultura ha ancora un posto importante. E un cittadino trevigiano è arrivato proprio qua, al Teatro San Carlo, a farne da direttore artistico. È un alpino, l'abbiamo visto sfilare con la fanfara dei Vecchi della Giulia, ma noi gli siamo grati per aver portato quel senso di amore trevigiano per il bello qua nella città di Genova, che con i suoi palazzi, con la sua storia, con la sua essere Repubblica Marinara, ha dialogato con Venezia, e nu con U e U con Nu, come si dice a Venezia. Siamo un tutt'uno, siamo storia, siamo Italia, siamo dialetti, siamo piatti, siamo vini, siamo regioni, siamo la voglia di guardare avanti, di illuminare. Lasciatecelo fare. Questo è il messaggio che oggi gli alpini della 97esima giornata lanciano al nostro mondo. Lasciateci fare gli alpini, lasciatecelo fare bene come lo sappiamo fare noi, col nostro premio Fedeltà alla Montagna, con la nostra letteratura, con i nostri musei, con la nostra gente. Lasciatecelo fare. E accogliamo con un applauso oggi a Genova la sezione alpini di Venezia. Da San Marco a San Giorgio, un'altra delle grandi testimonianze delle repubbliche marinare, una testimonianza alpina, viva, concreta, presente oggi alla 97esima Dunata Nazionale. Sono gli alpini simpaticamente chiamati quota zero, per la loro vicinanza al mare, per il loro legame forte con un territorio avanti, anche la tradizione dei gruppi di Fiume, di Pola e di Zara, che gli esuli hanno voluto ricostituire a Venezia, riconoscendosi in questo legame sempre avuto con questo territorio. Alpini presenti in laguna, presenti a Venezia tra le calli, presenti anche a Mestre nel ricordo della Madonna del Don, e nella cerimonia che ogni anno vuole rendere omaggio alle dolorose esperienze della guerra attraverso il dono dell'olio che deve alimentare la luce di questa lampada che va a rischiarare l'immagine mariana ritrovata in un'isba durante la dolorosa esperienza della ritirata di Russia. Da Venezia, nelle giornate terse, si riesce a vedere la catena dei monti e lo sguardo si apre e si proietta lontano.
E la sezione alpini di Venezia lascia il passo e lo sfilamento alla gloriosa sezione alpini di Padova. Alpini orgogliosi, protesi al futuro, che rappresentano essi stessi con i loro valori un faro per il futuro. Ebbene sì, un faro che consente di